Bentornati in diretta. Domani è la vigilia di Natale, poi ci sarà Natale, ci sono le feste. Molti hanno scelto il ristorante come luogo per vivere questo momento particolare di festa. Molti hanno anche rinunciato però a causa delle restrizioni e dell'aumento dei contagi. A lanciare un allarme, ma anche un hashtag aperti ma chiusi, è l'Associazione Ristoratori Veneto, che raggruppa, pensate, oltre 4.000 ristoranti in tutta la regione, e questa associazione chiede aiuti. Siamo in collegamento con Alessia Brescia, che è proprio la portavoce dell'associazione. Benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Allora, partiamo da questo hashtag aperti ma chiusi. Cosa significa? Allora, noi abbiamo lanciato diversi hashtag in questi 2 anni. L'ultimo appunto è hashtag aperti ma chiusi. Perché? Perché con tutte queste restrizioni che il governo ci dona, noi continuiamo sempre a dimezzare il nostro fatturato, cioè il nostro fatturato va sempre meno, sempre meno. Quindi praticamente loro il governo si è un po' lavato le mani, no? Io vi lascio aperti, quello che fate, però in realtà non facciamo quasi niente e quindi siamo destinati all'estinzione, quindi alle chiusure. E quindi abbiamo provocato con questo hashtag già da più di un mese. Tra l'altro sono piovute parecchie disdette proprio in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, a causa anche delle restrizioni aggiuntive e dell'aumento dei casi. Avevate messo un po' in preventivo questa situazione, oppure è l'ennesima beffa per la categoria? Allora, ovviamente è l'ennesima beffa alla categoria, sembra quasi che, perché noi in questi 2 anni penso che abbiamo subito di ogni, quindi già da essere stati catalogati come untori, anche se siamo stati chiusi per il bene della salute pubblica, eccetera, eccetera. Non voglio stare a elencare 2 anni passati che sono stati veramente molto, molto difficili, abbiamo fatto veramente tanti sacrifici. A parte questo, sì, disdette a pioggia, noi lo abbiamo annunciato ancora prima del decreto del Super Green Pass. Perché? Perché si andava a elidere una grande fetta di pubblico. Vediamo per esempio i ragazzini dai 12 anni in su, abbiamo avuto disdette di cene aziendali soprattutto. Perché? Perché ci hanno tolto le persone che erano scese al compromesso del tampone, che ovviamente non hanno più potuto accedere ai locali, quindi disdette di cene aziendali, disdette di cene di Natale, di pranzi di Natale, insomma una debacle. E ovviamente cioè da una mano da una mano tolgono, dall'altra dovrebbero aggiungere un qualcosa, per esempio, non dico gli indennizi, ma degli aiuti efficienti e anche urgenti per il comparto, perché comunque sia noi siamo a un meno 30% del fatturato di Natale, che come ben si sa per tantissimi ristoratori, bar e quant'altro è un incasso importante durante l'anno. È vero anche chi dice che l'anno scorso però eravamo chiusi, ma bene o male è la stessa cosa, perché se si pensa che si stanno registrando ulteriori disdette è la stessa identica cosa, però con una differenza, che comunque le tasse sono sempre le stesse, Sì. ed in più ci sono i rincari non solo luce, gas, eccetera, che ovviamente sarà un effetto domino anche per le famiglie, perché le famiglie subiranno questi rincari, di conseguenza avranno una spesa pro capite dimezzata e quindi non usciranno, andranno al ristorante, eccetera, eccetera, ma anche sulle materie prime. Quindi noi ci ritroviamo con i costi alle stelle e gli incassi alle stalle. Questo è il momento, è questo. Tra In l'altro... più, chiedo scusa, No, prego. chiudo solo un secondo. No, prego. In più il momento di terrore mediatico, perché comunque questo che cosa causa? Causa il caos. Non è possibile che sempre, ormai abbiamo fatto il callo, a un giorno, 2 giorni prima delle feste comandate si sanno le ulteriori restrizioni? È giusto che un comparto debba stare sempre con il fiato sospeso, con il fiato sul collo, con la spada di Damocle, perché siamo sempre in attesa delle decisioni, delle restrizioni ulteriori. Noi non sappiamo come comportarci. Il nostro lavoro è fondato sulla programmazione. Il governo in questi 2 anni la programmazione ce l'ha tolta. E infatti immaginiamo che anche dal punto di vista imprenditoriale navigare a vista sia difficilissimo, oltre che stancante e avvilente anche da un certo punto di vista.
Certo, a livello psicologico è devastante, tanto è vero che ci sono tantissimi miei colleghi, noi appunto come diceva prima abbiamo raggiunto più o meno i 4.200 associati anche come soci sostenitori perché ci sono i nostri clienti che ci sostengono e di questo ringraziamo, però a livello psicologico tanti hanno deciso per andare avanti così chiudo a Natale, perché? Perché ho meno della metà delle prenotazioni, quindi a livello economico finanziario non mi conviene stare aperto, perché ne va via di luce, ne va via di chiamate di persone che devono venire a lavorare, cioè noi dobbiamo programmare una serata, un pranzo anche con il personale ed è diventato veramente difficile, oltre più che non c'è neanche personale, non si trova personale qualificato, perché con tutte appunto queste regole dei mesi passati abbiamo dimezzato completamente qualsiasi cosa tra gli incassi e anche il modo di poter lavorare, perché noi siamo sempre veramente in balia degli eventi, sono ripetitiva ma questa è la realtà, siamo in balia degli eventi che cambiano oltre più di giorno in giorno e non si può pensare che dopo 2 anni di restrizioni, di sacrifici siamo ancora alle zone colorate, cioè noi abbiamo il terrore della zona gialla, della zona arancione, della zona rossa, del lockdown. Queste minacce, queste paventate minacce portano le persone, i nostri clienti, anche ad aver paura. C'è una, come posso dire, le persone non sono sicure del futuro, non sanno come comportarsi, sono disorientate, c'è male informazione. Quindi che cosa scelgono di fare? Ma la cosa più semplice, restare a casa per le feste. E quindi noi riceviamo le telefonate, mi dispiace siamo in 10, avevamo prenotato, non possiamo perché così. Questa è la realtà. Tra l'altro, a proposito di difficoltà di trovare la manodopera qualificata, voi chiedereste anche proprio l'introduzione dei voucher, almeno fino al 31 marzo 2022. Sì, esatto. Sarebbe importante. Ma certo, ma molto importante, importantissimo, perché appunto non trovando personale, almeno questo è un mezzo per trovarlo, è anche imminente, nel senso, se noi abbiamo anche tanti dipendenti che non si vogliono vaccinare e che quindi fanno il tampone puntualmente per venire a lavorare, giusto bene? Sì. Con i voucher almeno avremo un po' un largo raggio di scelta, se così si può dire, e poi ci darebbe, diciamo, non mi viene la parola, l'opportunità, è un classico, allora, ci darebbe l'opportunità di poter assumere anche cioè una settimana, 3 giorni, certo, anche a breve termine, no? All'occorrenza. Abbia pazienza, sì, ma sì, sono full immersion tra notizie, tra ansie, tra devo andare a lavorare e poi ci sono e tutto il resto, ma altre richieste, non c'è molto. Allora chiedo scusa, non ci sarebbe molto da ridere, adesso io sdrammatizzo, ma certo. In realtà è un comparto veramente che sta soffrendo, non ce la facciamo più, il governo dovrebbe intervenire, ma non interviene. Noi l'abbiamo chiesto in tutte le lingue, ci hanno dato il 3% dei ristori con i quali tantissimi nostri colleghi, io compresa, non siamo neanche riusciti a pagare la bolletta della luce, le dico solo questo. Quindi ecco. Anche per questo, insomma, tra le richieste c'è uno sgravio fiscale per i contatori, per esempio per le utenze, e anche ovviamente una defiscalizzazione, il saldo e lo stralcio delle cartelle esattoriali. Insomma, ci sono varie richieste che sicuramente aiuterebbero, ecco, ad avere sì, ci sono varie richieste, ma guardi, una cosa molto semplice. Io parlo del mio, io ho un piccolo locale, il mio locale non è grandissimo, però ho ricevuto sugli stessi coefficienti di consumo eccetera una bolletta della luce aumentata di ben 300 euro. Lei si immagini ribaltato tutti gli altri costi, quindi il gas, noi ci ritroveremo le nostre aziende che non riusciremo più a gestirle, cioè non riusciremo più ad aprirle, perché saremo sommersi dai costi. Questa è la realtà, indipendentemente dalla situazione, siamo inoltre.
Grazie Alessia Brescia per questa chiacchierata, capiamo la frustrazione e anche l'amarezza per una passione, la vostra, che è encomiabile, e le difficoltà che purtroppo ci sono, e un governo che potrebbe fare di più sicuramente. Insomma, ci auguriamo che questa Potrebbe fare di situazione... più. Chiedo scusa, Prego, potrebbe prego. fare di più perché? Perché la micro e piccola impresa, quindi le realtà piccole, la trattoria, l'osteria, la conduzione familiare, le attività che non hanno tanto personale, quelle di nicchia, quelle piccoline, create dalle nonne, devono continuare a vivere. Non è possibile che si faccia morire veramente il fiore all'occhiello dell'Italia, che sono anche a Verona ce ne sono tante, per esempio le trattorie tipiche, Sì. quelle che non hanno 600 dipendenti, quelli che ne hanno 4-5, ma sono il cuore del nostro paese. Questa gente, questi operatori, questo settore sta soffrendo. Grazie ad Alessia Brescia, Grazie a voi. portavoce di Ristoratori Veneto e Oreca, e speriamo davvero che la situazione possa migliorare. Grazie per la sua testimonianza. Grazie a voi. E noi adesso lasciamo spazio alla musica, torniamo tra poco.